In questa lezione la professoressa Marta Cartabia ci parlerà dell'importanza e della funzione della Corte Costituzionale, di cui dal dicembre del 2019 è presidente. Buona lezione. La Corte Costituzionale è una delle istituzioni più recenti della nostra architettura e organizzazione costituzionale. Mentre i parlamenti, i comuni, i giudici, il capo dello Stato erano figure ben note anche prima della Costituzione repubblicana, invece la Corte Costituzionale è nata solo con la Costituzione del 1948. Forse anche per questa ragione è una delle istituzioni meno conosciute. Proviamo allora a introdurci alla conoscenza di questo nuovo organo della giustizia costituzionale ponendoci 4 domande. Quando sono nate le Corti Costituzionali, almeno in Europa? Perché? Qual è la loro funzione? Chi le compone? E come si fa ad arrivare davanti alla Corte Costituzionale? Il primo esperimento, la prima idea di Corte Costituzionale è stata provata nel 1920 ad opera di un grande giurista austriaco, Hans Kelsen, che ha istituito la prima Corte Costituzionale del sistema europeo. Ricorrono nel 2020 appunto i 100 anni, un anniversario importante dalla nascita di questa organizzazione. Tuttavia questa istituzione si è diffusa in Europa a 3 ondate diverse. Innanzitutto subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, 1948, sono state previste corti costituzionali in Italia e in Germania. Alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80 nella penisola iberica, in Spagna e in Portogallo. E poi all'inizio degli anni 90 le corti costituzionali sono state istituite anche nei paesi del centro e dell'est Europa. Come mai queste 3 ondate? Cosa hanno in comune questi momenti storici che hanno dato vita alla giustizia costituzionale in zone diverse dell'Europa? C'è qualcosa che le accomuna ed è il fatto che queste date, 48, fine degli anni 70, inizio degli anni 90, hanno coinciso con la fine di regimi autoritari e totalitari. Il fascismo e il nazismo, il regime di Franco e il regime di Salazar nella penisola iberica, il comunismo nel centro-est Europa. Qual è il nesso tra questo fatto storico e la nascita di nuove istituzioni? Beh, intanto bisogna sempre tenere presente che il diritto ha sempre a che fare con la storia. Le nuove creazioni giuridiche spesso sono risposte ad esigenze storiche e in particolare in questo caso l'esigenza storica da cui nascono le Corti Costituzionali è quella di garantire i diritti della persona contro gli abusi del potere anche quando il potere comprime la libertà non perché non rispetta le leggi, ma attraverso le leggi. Insomma, al centro e all'origine della nascita delle Corti Costituzionali c'è l'esperienza strana, un po' paradossale, delle leggi ingiuste. Quali sono le leggi ingiuste? L'emblema di tutte le leggi ingiuste è quella delle leggi razziali che si sono sviluppate in Italia nell'epoca fascista, ad esempio tra il 1938 e il 1945. Qual è il nesso tra la legge ingiusta e la nascita della Corte Costituzionale? Le Corti Costituzionali sono giudici che hanno proprio il compito di annullare, di vigilare sulle leggi ingiuste, di eliminarle dall'ordinamento, perché
anche il Parlamento può accadere che approvi delle leggi contrarie ai principi della Costituzione e ai diritti della persona, e quindi occorre qualcuno che garantisca appunto che tutto l'ordinamento sia conforme e risponda ai principi costituzionali e ai diritti della persona. Infatti, per definire le Corti Costituzionali noi possiamo utilizzare, diciamo così, due denominazioni, due etichette. Da un lato le Corti Costituzionali sono giudici delle leggi e dall'altro vengono definiti custodi della Costituzione. Sono due facce della stessa medaglia. Il loro scopo, la loro funzione principale è proprio quella di giudicare le leggi in rapporto ai principi della Costituzione, che viene definita Costituzione rigida perché non può essere modificata con una legge normale del Parlamento. Ha un livello superiore, è posta a un livello gerarchico superiore rispetto alla legge, e per modificarla, perché si può modificare una Costituzione, occorre però un procedimento speciale con una doppia approvazione delle Camere e delle maggioranze qualificate. Chi sono i giudici che possono sedere, che compongono gli organi della giustizia costituzionale? Anche qui, dal punto di vista della composizione, la Corte Costituzionale è un giudice speciale. Speciale non solo perché ha un compito, l'abbiamo detto prima, molto peculiare, gli altri giudici devono applicare le leggi, e invece la Corte Costituzionale è chiamata a giudicare le leggi. È speciale per il compito ed è speciale nella sua composizione. È composta da un numero molto ampio di giudici, sono 15 componenti della Corte Costituzionale che siedono sempre unitariamente, un collegio grande che non si divide in sottogruppi, in senati o in camere come accade invece in altre giurisdizioni. 15 giudici che possono essere scelti tra avvocati con almeno 20 anni di esperienza, giudici che abbiano svolto le loro funzioni nelle alte supreme magistrature, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti, oppure professori ordinari in materie giuridiche. E chi sceglie queste persone? Queste persone hanno una modalità di nomina composita, perché 5 vengono nominati direttamente dal Presidente della Repubblica, 5 vengono eletti dal Parlamento con delle maggioranze ampie, qualificate, si dice con il gergo tecnico, in modo tale che non sia una scelta soltanto di chi ha la maggioranza di governo in quel momento, ma ci voglia un accordo di maggioranza e almeno una parte delle opposizioni. E gli altri 5 vengono eletti da queste magistrature supreme da cui provengono. 3 vengono eletti dalla Corte di Cassazione, 1 dal Consiglio di Stato e 1 dalla Corte dei Conti. Dunque sono tutti giuristi, tutti con una grande esperienza giuridica, ma anche con una varietà di esperienze pregresse. C'è chi ha praticato il libero foro come avvocato, c'è chi invece è stato nelle aule universitarie come professore e studioso, e c'è chi ha svolto la funzione giurisdizionale. Come si arriva alla Corte Costituzionale? Questa della scelta di come portare le questioni alla Corte Costituzionale è stata una vicenda molto dibattuta in Assemblea Costituente, perché i modelli che si avevano di fronte erano fondamentalmente 2. Abbiamo già fatto riferimento al modello kelseniano, quello austriaco, che prevedeva che le leggi potessero essere impugnate davanti alla Corte Costituzionale soltanto da alcune istituzioni pubbliche, le regioni, piuttosto che il governo, piuttosto che il capo dello Stato, una minoranza parlamentare. L'altro modello è invece quello americano, che è nato molto prima di quello europeo a cui abbiamo fatto riferimento,
e che consente a tutti i cittadini di lamentare l'incostituzionalità di una legge davanti a un giudice comune. Il primo, quello europeo, quello kelseniano, viene detto un modello accentrato perché c'è solo un giudice che svolge la funzione di giudice delle leggi. Il secondo, quello americano, viene definito un modello diffuso perché ciascun cittadino e ciascun giudice possono mettere in dubbio e anche disapplicare la legge che è in contrasto con i principi costituzionali. La nostra Corte Costituzionale in qualche modo si trova all'incrocio tra questi due modelli, proprio in virtù delle modalità di accesso alla Corte Costituzionale. Si è escluso che i singoli cittadini possano direttamente arrivare davanti alla Corte Costituzionale. Nel nostro sistema non c'è un meccanismo che è conosciuto invece in altri ordinamenti anche europei, chiamato ricorso diretto dei cittadini, dove i cittadini possono lamentare la violazione di un diritto direttamente davanti alla Corte Costituzionale. Questo non c'è nell'ordinamento italiano. C'è invece un sistema che si chiama giudizio incidentale e che è stato forse l'apporto più importante e più originale che l'esperienza italiana ha offerto anche al diritto comparato, che poi si è diffuso un po' ovunque, che prevede che alla Corte Costituzionale si rivolgano i giudici nel momento in cui stanno decidendo delle controversie concrete. Incidentale significa che il giudizio sulla legge è un frammento, un segmento di un processo che è già in corso davanti a un giudice civile, un giudice penale, un giudice amministrativo. Dunque il cittadino si rivolge al giudice per veder riconosciuti i suoi diritti, il giudice ordinario, e sarà il giudice che nel momento in cui deve risolvere una controversia applicando una determinata legge si accorgerà, magari anche sollecitato dalle parti del processo, che quella legge ha un problema di costituzionalità e quindi deve essere giudicata dalla Corte Costituzionale. Allora si sospende il giudizio, la questione viene portata davanti alla Corte Costituzionale che risolverà il problema della costituzionalità della legge e poi il caso tornerà davanti al giudice. Facciamo un esempio preso da un caso recente deciso dalla Corte Costituzionale. Una detenuta aveva chiesto di poter accedere alla detenzione domiciliare perché è madre di un figlio gravemente disabile. Ovviamente la detenuta ha fatto la sua domanda all'amministrazione, alla magistratura di sorveglianza, che ha trovato però un ostacolo nella legge, perché la legge diceva che la possibilità delle detenzioni domiciliari è consentita alle madri di figli disabili, ma solo se questi figli hanno meno di 10 anni. Questa signora aveva una figlia gravemente disabile, bisognosa di assistenza, ma ormai aveva superato l'età consentita dalla legge. Allora questo magistrato di sorveglianza sospende il giudizio, chiede alla Corte Costituzionale di valutare se quel limite dei 10 anni fosse compatibile con i principi costituzionali, con le esigenze di cura del bambino, con la finalità della pena e con tanti altri principi. La Corte Costituzionale ha ravvisato effettivamente che ci fosse un problema di costituzionalità e quindi ha rimandato il caso dopo aver detto che quel limite di 10 anni non era compatibile con la Costituzione. Dunque c'era un giudizio davanti a un magistrato di sorveglianza che è stato sospeso in attesa del giudizio della Corte Costituzionale e poi risolto in applicazione della pronuncia della Corte che ha eliminato la legge incostituzionale. Questo sistema ha avuto un grande successo, questo meccanismo incidentale, perché ha insieme alcuni vantaggi che sarebbe bene osservare e sui quali è utile soffermarsi brevemente.
Molti percepiscono che la mancanza del ricorso diretto dei cittadini sia un sacrificio per i diritti degli stessi, perché non c'è questo rapporto immediato tra il cittadino e la Corte Costituzionale. E per certi aspetti può essere vero, però ci sono anche molti vantaggi grazie al sistema del giudizio incidentale. Innanzitutto perché la Corte giudica le leggi in concreto, nel momento in cui vengono applicate a una controversia, a un caso specifico che si è presentato nelle vicende umane. E questo permette alla Corte di vedere tutti gli effetti che magari non si vedrebbero esaminando in astratto il testo della legge. In secondo luogo, la vicenda di una singola persona, come abbiamo detto prima della madre detenuta, porta però un vantaggio per tutti, perché una volta che la Corte Costituzionale ha giudicato la legge, quella legge incostituzionale viene eliminata per tutta la popolazione. Ha effetti, si dice, erga omnes. Il terzo vantaggio è che con questo meccanismo c'è come un sistema di monitoraggio permanente da parte dei cittadini e dei giudici che ogni volta che ravvisano una incostituzionalità, un problema, un contrasto, una contraddizione coi valori costituzionali, possono farsi garanti essi stessi e promuovere un giudizio davanti alla Corte Costituzionale, che quindi è sempre in condizione di giudicare le leggi anche a distanza di molto tempo. Marta Cartabia ci ha parlato del funzionamento della Corte Costituzionale, dell'importanza fondamentale che ricopre nella nostra vita per contribuire a creare certezze e affidabilità contro un mondo spesso ingiusto e imprevedibile. Nel 1974 il regista Werner Herzog, e così iniziamo